Buongiorno e ben ritrovati, lo spazio dedicato alla vostra salute di Antenna 3 Nord-Est. Come anticipato parliamo di anestesia e rianimazione, lo facciamo in compagnia del primario dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Oderzo. Buongiorno dottor Paride Trevisiol. Buongiorno a lei e ai suoi telespettatori. Allora, lei è una perla rara, dottore, nel senso che noi come giornalisti abbiamo parlato degli anestesisti come insomma, dei medici che sono preziosi oggi per il nostro sistema sanitario, ma proviamo a fare un passo indietro. Cosa fa un anestesista? Cioè, quali sono i confini? Proviamo a tracciare i confini del suo ruolo all'interno del sistema sanitario. Sì, allora, l'anestesista intanto è un medico e questo fino a qualche tempo fa poteva, dopo magari racconto un aneddoto, insomma l'anestesista è un medico, quindi laureato in medicina, 6 anni di studi e dopo la laurea in medicina sceglie di intraprendere quella che è la specializzazione in anestesia e rianimazione di altri 5 anni, quindi il percorso di studi si completa in almeno 11 anni. L'anestesia e rianimazione... Forse è anche un po' questo che può essere spaventa. questo, beh, diciamo in realtà per tante altre specialità, tante altre discipline mediche, queste sono le tempistiche di studio, di impegno e così, che sono richieste. L'anestesia e rianimazione in particolare assieme a poche altre, ecco, diciamo tipo radiologia, medicina nucleare, ha la peculiarità che è una branca della medicina che necessita della specializzazione legalmente riconosciuta per poter esercitare, cioè io non posso improvvisarmi anestesista se non ho la specialità in anestesia, come non posso improvvisarmi radiologo se non ho la specialità in radiologia. Ecco, diciamo, questo è un po' il percorso formativo dell'anestesista, soprattutto legato all'università, quindi la laurea in medicina e chirurgia e poi anche la scuola di specializzazione. Negli ultimi anni, diciamo, i medici in formazione, i cosiddetti specializzandi, i colleghi specializzandi, hanno possibilità di completare il loro percorso di studi anche negli ospedali, diciamo, non strettamente universitari, ma in rete formativa con l'università. Insomma, quindi ho avuto colleghi specializzandi che ho seguito nella loro formazione. Voi lavorate nelle sale operatorie, nelle terapie intensive, quali sono i vostri luoghi? Ambiti di lavoro, sì. Ecco, l'habitat naturale, se mi consentite questa analogia, sono fondamentalmente due, ecco, i luoghi professionali in cui sono prettamente si trova l'anestesista, quindi la sala operatoria, che è il luogo principale, insomma, dove l'anestesista durante il suo turno di lavoro, sulla professione, passa la maggior parte del tempo, quindi la sala operatoria, il blocco operatorio, si intende quindi l'insieme di sale operatorie all'interno dell'ospedale, e la terapia intensiva o rianimazione è l'altro luogo, come ben sapete, come ben sappiamo, è diventato famoso, ecco, tristemente famoso in questi ultimi anni, insomma, perché a seguito della pandemia, insomma, c'era quotidianamente l'aggiornamento anche sul numero di pazienti che si trovavano in terapia intensiva, quindi purtroppo la terapia intensiva è diventata più famosa, tristemente. Abbiamo imparato a conoscerla, è vero, ha ragione, molto di più, anche noi giornalisti, ad esprimerci raccontando, parlando della terapia intensiva. Invece in termini di anestesia, come profani, come pazienti, noi possiamo solo raccontare un pre e un post. Il pre è la visita, certo, che come dire, un po' spaventa chiunque debba poi sottoporsi ad un intervento chirurgico, ad un'operazione. La visita anestesiologica, in che cosa consiste? Quali sono i dati che voi raccogliete? Sì, innanzitutto raccogliamo l'ansia del paziente, che è comprensibile, e la prima cosa, anche un aneddoto che mi permetto, dottore, guardi, io ho capito l'intervento chirurgico mi è chiaro, ma ho tanta paura dell'anestesia. Questa è la frase che più sovente noi anestesisti ci troviamo ad accogliere. Ma perché si ha paura di non svegliarsi, no? È questa la paura? Sì. Io credo proprio di sì, insomma, anzi sì, la paura è un po' questa, la sensazione probabilmente anche di perdere coscienza, di perdere contatto con la realtà e comunque anche di doversi necessariamente affidare alle mani di un professionista che ne controlla effettivamente tutte le funzioni vitali. Quindi diciamo da una parte
comprensibile l'ansia. Adesso non ci sente nessuno, ma devo confessare che anch'io nel mio passato... La sentono in tanti, glielo dico. Sì. Questo un po' per tranquillizzare, certo. che devo dire che anch'io mi sono dovuto sottoporre, insomma, delle procedure, insomma, in anestesia generale per problematiche benigne, per carità, però insomma ho dovuto anch'io frequentare la sala operatoria da paziente e devo dire che era uno dei pensieri, ecco, un po' d'ansia c'era anche per la prima volta. La seconda volta ero molto più tranquillo perché sapevo che... C'era già passato, poi qualche contenuto ce l'aveva in più. Allora, c'è il controllo delle funzioni vitali che avviene attraverso i farmaci. Certo, avviene attraverso i farmaci, avviene attraverso dei dispositivi, dei macchinari, a partire dal ventilatore di anestesia, anche questo purtroppo molto famoso, ecco, nei primi periodi del Covid, in cui usato in terapia intensiva, diciamo, era diventata purtroppo anche merce rara e molto richiesta. Quindi il controllo delle funzioni vitali, il respiro, la funzione cardiologica, la funzione di diciamo, coscienza, regolare il livello di coscienza, si fa attraverso dei farmaci e viene appunto controllata anche attraverso dei macchinari, insomma. Si è passati, in questo la tecnologia ha fatto dei salti veramente molto importanti negli ultimi anni, in particolare in tutta la medicina, lo sappiamo, in particolare poi per l'anestesia, per radiologia, devo dire, e per anestesia. Quindi si è passati non solo dall'immaginario cinematografico della suora con il fazzolettino con l'etere davanti alla bocca per addormentare i pazienti in attesa di intervento chirurgico, all'anestesista che ha ormai un armamentario necessario di monitoraggio e di controllo delle funzioni vitali, che è anche da una parte anche per chi è nel campo molto affascinanti. Quindi si è passati da un'anestesia appunto soprattutto gassosa, i famosi gas anestetici, il protossido d'azoto, eccetera, all'anestesia in parte gassosa e in parte endovenosa, un'anestesia bilanciata, un'anestesia totalmente intravenosa, diciamo, attraverso i farmaci somministrati per via vena, e l'ultima, diciamo, frontiera, una grande rivoluzione, l'ultima frontiera di farmaci somministrati in vena, controllati attraverso software e hardware, insomma, appunto, in questo caso proprio a misura di paziente, perché se siamo partiti da una somministrazione di un farmaco appunto attraverso di un singolo farmaco attraverso gas, ecco, diciamo attraverso l'aria, arriviamo alla somministrazione di più farmaci calibrati e appunto gestiti a misura di paziente. E da qui possiamo immaginare che la tecnologia, come ci stava raccontando, davvero apre degli scenari nuovi. C'è un scenario che ci potrebbe prospettare, anche se ad oggi non è ancora in uso? Ma guardi, sicuramente sarà quello oggetto di studio. Oggetto di studio, sicuramente il supporto dell'intelligenza artificiale entrerà anche in sala operatoria, è già entrato, ecco, in tanti studi, e sicuramente anche in quello che è in tante branche mediche, anche e anche in anestesia, quindi sicuramente assisteremo a un'evoluzione in questo senso, ecco, diciamo, quindi. Abbiamo già una telefonata, voglio ricordare intanto il numero per chiamarci, di intervenire e insomma fare delle domande al professionista che è qui con noi, che è lo 0422 16 28 332, lo leggo anch'io come voi in sovraimpressione. Pronto? Pronto? Sì, pronto, l'ascoltiamo, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Vorrei parlare col dottore a riguardo dell'anestesia, no? Sì. Pronto? Faccia pure la sua domanda. Sì, senta, Senta, dottore. Sì, noi la ascoltiamo, lei faccia la domanda che è in onda. In agosto del 2020 ho avuto l'intervento all'anca. Ecco, sì, e dopo ho avuto l'intervento. Da allora sono passato con tutto questo tempo e purtroppo
mi trovo sempre con la bocca... Deve abbassare il televisore, credo, perché in sottofondo lei sente la sua voce. Abbassi un attimo il televisore, cortesemente. Sì. Impastata. Grazie. Mi trovo sempre con la bocca impastata e non sono capace di darne fuori. Ok, quindi dei post, no? Dopo l'intervento, quindi non necessariamente immagino l'anestesia, lei da 3 anni ha questo fenomeno della bocca impastata, giusto? Sì, giusto. Proviamo a capire se c'entra qualcosa con l'anestesia. Grazie per averci chiamato. Grazie. Sì, grazie. Diciamo che è un fenomeno strano, sicuramente il signore descrive per lui un disagio e per lui una criticità. Diciamo che sinceramente mi trovo un attimo a non comprendere il nesso, ecco, diciamo, con l'anestesia. C'è da dire che in ambito medico, anche in ambito ospedaliero, a volte anche scherzando, ma non certo sulla pelle di pazienti, ma tra noi professionisti, ci diciamo è colpa dell'anestesia per qualsiasi cosa. In realtà poi bisogna andare a vedere tante cose, ecco, diciamo. Ma può l'anestesia avere degli effetti a lungo termine? Perché sappiamo che ha degli effetti a breve termine, sappiamo che a volte può creare, come dire, vomito quando ci si sveglia, si può avere questa reazione, questo bisogno di rimettere, ma ci sono degli effetti a lungo termine studiati? Guardi, allora gli effetti collaterali, sì, insomma, quelle che sono le complicanze anestesiologiche sono soprattutto, e per fortuna, assolutamente risolvibili, ecco, diciamo, a partire dal post-operatorio, come ha accennato un po' lei, è uno dei problemi, uno dei fastidi che incorrono più frequentemente nei pazienti sottoposti ad intervento è effettivamente la sensazione di nausea e vomito, che non sempre o non solo meglio è imputabile così alla gestione all'anestesia, ma ci sono più componenti, a partire da appunto una componente personale. Chi sta male, chi ha la febbre, chi a volte, insomma, c'è chi è più o meno sensibile a questo problema. Se viene sottoposto ad anestesia e in particolare a determinati interventi, questo problema si può esacerbare, può riproporsi. Altri effetti, diciamo, nel effetti collaterali o comunque indesiderati nel post-operatorio sono, in particolare nelle persone anziane, magari un po' uno stato di confusione fino ad arrivare anche a volte a quadri un po' più importanti come anche il delirio. Non è un problema legato, diciamo, solo all'anestesia, ma all'esperienza che il paziente vive nel ricovero ospedaliero. Quindi per essere una persona anziana, già il fatto che entri in ospedale magari per urgenza, magari perché si è rotto il femore, arriva in urgenza in ospedale, quindi viene catapultato, diciamo, dalla sua realtà familiare, dove vive, in una situazione di urgenza che non è casa sua, eccetera, già questo porta il paziente a vivere una situazione di disagio anche psicologico. Ci mettiamo all'intervento, ci mettiamo a ricovero magari un po' più lungo, un'anestesia, questo può provocare, soprattutto nelle pazienti anziane, dei quadri un pochino più difficili da trattare, ma che in genere comunque, da dire, sono risolutivi, insomma, risolutivi. Dipende, assolutamente sì. Senta, ci ha chiamato, mi dicono dalla regia, nuovamente la persona con cui ha parlato prima, ma perché immagino, credo abbia qualcos'altro da chiederle. Pronto? L'ascoltiamo. Sì, perché è da 3 anni che vado avanti così. Ho provato, sono andato da tanti medici e quasi tutti mi dicevano che dipende dall'anestesia. Pensi che 2 settimane fa la mia dottoressa mi aveva ordinato di fare una gastroscopia. Mi hanno mandato a Montebelluna, era dopo mezzogiorno, e sono andato lì e mi hanno detto che non c'era nessun medico per fare la gastroscopia. Sono rimasto proprio, ho dovuto venire a casa, ho 84 anni e mi faccio portare. Con questa delusione anche. Ma insomma, ha fatto bene a comunicarcelo. Certo. Ha fatto bene a comunicarcelo. Allora,
Sì. Il signore, mi perdoni, perché vorrei che il dottor Trevisiolle le possa rispondere, perché il signore ci sta raccontando che altri medici hanno imputato questo fastidio, questo disagio all'anestesia. Ci sono delle fake news che girano attorno all'anestesia, dottore? Ci sono delle fake news, ci sono anche dei miti da sfatare nei confronti dell'anestesia. Per quanto riguarda, tornando al caso del signore, di cui chiaramente manifesta un disagio, sono assolutamente certo del fatto che posso tranquillizzare i pazienti, i nostri gentili ascoltatori, che le sostanze, i farmaci che usiamo nell'anestesia appunto moderna sono farmaci veramente ben metabolizzati, ben assorbiti e ben degradati dal nostro organismo. Quando parlavo prima di anestesia a misura di paziente, intendevo dire che attraverso la visita anestesiologica, attraverso tutta la cartella clinica che noi andiamo a studiare, ad esplorare la visita al paziente, arriviamo in sala operatoria con un quadro ben preciso di cosa dobbiamo fare, di appunto, anestesia calibrata per età, per patologie concomitanti presenti e per il tipo ovviamente di intervento. Insomma. Quindi possiamo escludere per il caso del signore che questo fastidio, questo disagio sia legato all'anestesia, perché forse c'è qualcosa appunto a livello di stomaco, no? Visto che gli è stato prescritta una gastroscopia. Ecco, ci sentiamo di escluderlo in questa sede con il primario dell'unità operativa complessa di rianimazione, ma grazie per averci chiamato, perché così in qualche modo siamo riusciti a comunicarglielo. Lei diceva alla visita, ci sono degli esami particolari da fare per arrivare all'anestesia, a ricevere l'anestesia? Sì, diciamo che ci sono degli esami minimi, ecco, per essere sottoposti all'intervento e quindi anche all'anestesia. Allora, l'anestesista è sempre presente in sala operatoria? Sì, è sempre presente in sala operatoria dall'inizio fino alla fine dell'intervento, tranne per gli interventi in anestesia locale che fa direttamente il chirurgo. Ma per quanto riguarda un'anestesia dove interviene l'anestesista, e poi magari se volete ne parliamo su quali sono i tipi di anestesia, ci sono degli esami minimi, almeno un elettrocardiogramma per vedere una funzionalità cardiaca di base, se ci sono particolari problematiche. Invitiamo il paziente sempre a portare la documentazione, soprattutto cardiologica o di problematiche, insomma, di salute gravi che il paziente ha da segnalare durante la visita. Quindi dicevo un elettrocardiogramma, spesso in alcune categorie di pazienti, penso ai pazienti, non è neanche richiesto l'elettrocardiogramma, le nostre linee guida internazionali ci comunicano che l'elettrocardiogramma non è più necessario per interventi semplici e in pazienti assolutamente a bassissimo rischio. Altri esami richiesti sono degli esami del sangue piuttosto di base, ecco, diciamo l'emocromo, i classici, insomma, la funzione della coagulazione del sangue per determinati tipi di anestesia. Ecco, questi sono gli esami base. Poi per interventi particolari o per situazioni particolari del paziente che ha delle patologie importanti, ecco, diciamo, allora magari si può chiedere la visita cardiologica, la radiografia del torace, la visita pneumologica, ma ecco, quando noi in base alla visita l'esame obiettivo che facciamo al paziente, raccogliamo la sua storia e abbiamo l'elettrocardiogramma e degli esami di base, questo ci rende, insomma, ragionevolmente in una situazione sicura. Poi tra pochissimo le chiederò se ci sono dei farmaci che magari le persone stanno prendendo, magari più anziani, che hanno una serie di farmaci che possono o meno interferire, quindi se vengono sospesi con l'anestesia. Però vedo che c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, la sentiamo. Buongiorno, senta, vorrei fare una domanda. Io tempo fa ho fatto una gastroscopia e sull'impegnativa c'era scritto sedazione cosciente, perché io sono una che come anestesia non è che la sopporti tanto. Io sono uscita dopo la gastroscopia che mi sembrava un zombie, non mi ricordo più niente ed ho dormito fino alle 7 di sera. Cosa è successo? È una domanda che io faccio.
È una bella domanda, perché insomma siamo un po' tutti curiosi, perché una gastroscopia forse prima o poi nella vita può capitare. Ecco. Grazie. Ok, diciamo che per quanto riguarda l'anestesista ovviamente si occupa anche di seguire quelle che sono delle procedure, non necessariamente degli interventi chirurgici, ma delle procedure, appunto gastroscopia, colonoscopia o altre procedure al di fuori, che si fanno al di fuori della sala operatoria. L'anestesista non è sempre presente per tutti gli esami di endoscopia digestiva, quindi per gastroscopie e colonoscopie. La maggior parte degli esami gastroscopici, quindi la gastroscopia, l'anestesista non è presente e il gastroenterologo, l'esecutore dell'esame, è l'unico medico presente insieme all'equipe infermieristica ovviamente, e anche il gastroenterologo è autorizzato, ecco, diciamo, e poi in base alla sua esperienza, a somministrare dei farmaci che può usare anche l'anestesista e può usare in realtà il gastroenterologo, quindi la maggior parte delle gastroscopie non ha bisogno di un'anestesia. Ci sono delle sostanze, appunto, come dicevo, sedative, così, analgesiche, insomma, che può somministrare anche il gastroenterologo. Sì, bisognerebbe Parlava sapere... di stato di semicoscienza, quindi sì, diciamo... Questo mi fa, diciamo, penso, ecco, diciamo che sia stata gestita la cosa esclusivamente dal gastroenterologo. I gastroenterologi, dicevo, somministrano rutinariamente dei farmaci per dare un minimo di tolleranza all'esame, ma se interviene l'anestesista, passatemi la perifrasi, ma interviene in maniera un pochino più pesante. Quindi la e signora pochino non ha più fatto sicura. un'anestesia, Io credo proprio di no. Okay. Ha fatto dei farmaci, ripeto, che può somministrare il gastroenterologo e voglio dire, possono esserci degli effetti collaterali, quindi anche più prolungati, che legati appunto a questa somministrazione di farmaci. Ma credo che non sia stato presente l'anestesista in questo tipo di procedura. Quindi uno stato di torpore, di sonnolenza che poi la paziente ha segnalato che ci sta perché è legato a questi farmaci. Sì. Mi viene in mente un'altra cosa, no? Un passaggio. È da diversi anni, non tantissimi, però che si parla di epidurale, no? Anche quella è un'anestesia particolare ed è un'anestesia che, come dire, a macchia di leopardo ha iniziato ad essere somministrata nei reparti di ostetricia quando appunto una donna doveva partorire. È entrata a macchia di leopardo proprio perché c'è stato un excursus che ha dato dignità anche a questo tipo di anestesia. Ce ne vuole parlare? Certo. No, la devo bloccare perché c'è un'altra telefonata, dottore. Qui abbiamo dei casi e sono anche contenta di portarli così in diretta. Pronto? Sì, pronto, buongiorno a lei, buongiorno dottore, tutti quelli in ascolto e grazie per l'opportunità. Allora, volevo chiedere al dottore innanzitutto che differenza c'è tra anestesia epidurale e anestesia spinale e se c'è la differenza. Prima domanda. La seconda domanda, lei dice che è tutto calibrato, però non so questa calibratura di anestesia come avviene, perché per esempio nel mio caso anch'io per una frattura d'anca ho avuto un intervento, però l'anestesia mi ha pestato alla grande perché io per un mese e mezzo ho dovuto portare, sì, non sono giovanissima ma neanche anziana, mai avuto problemi di reni, ho portato il catetere con infezioni e problematiche varie, non riuscivo più a evacuare, sicché cristeri, non riuscivo più a mangiare e poi un formicolio piuttosto importante, tutta la parte sinistra, oltretutto l'incontrario della parte che sono stata operata, un formicolio e anche una discreta insensibilità tutta la parte sinistra, al quale mi sono rivolto al neurologo, agopunture, eccetera, eccetera. Ultimissima cosa, due cose, perché non viene presa in considerazione, per esempio ci sono persone come nel mio caso che hanno la multichemiosensibilità, quindi che avevo ben segnalato difficoltà eccetera eccetera, che il dottore saprà sicuramente meglio di me, perché non viene presa in considerazione, perché probabilmente una cosa così pesante. Altra cosa,
Nel mio caso, e temo purtroppo in tanti altri casi, sì che c'è l'anestesista, ma ci sono presenti anche gli studenti. Nel mio caso ricordo benissimo che le iniezioni me le ha fatte la studentessa, perché l'anestesista nome e cognome maschile, mentre quella che mi ha fatto le iniezioni femminile, quindi nella cartella clinica della sala operatoria era messa informazione la signora, e appunto andava a tentoni, più giù, più su, più a destra, più a sinistra, però è giusto che si devono formare, ma insomma un po' più di attenzione, oppure la formazione non proprio diretta sul paziente, perché a chi tocca poi i problemi sono problemi piuttosto pesanti. Grazie infinite, l'ascolto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie e buongiorno. Partiamo con ordine. Allora, Okay. Spinale, epidurale. La domanda molto tecnica, ecco, diciamo, sono tecniche molto, tecnica nel senso da specialista, ecco, diciamo, sono due procedure, due tecniche molto simili, in cui si interviene attraverso l'iniezione di sostanze anestetiche, diciamo, nel canale vertebrale, quindi nella schiena, tipicamente a livello lombare, ma non solo, anche più in alto, insomma a livello dorsale, quindi più verso la testa, tanto per capirci. L'unica differenza è che, anzi così in maniera molto, molto veloce, la spinale, per la spinale si usa un ago molto molto sottile, si va a bucare una membrana che si chiama dura madre, senza entrare nello specifico, e si inietta direttamente in prossimità di quella che è l'origine dei nervi, e tanto per capirci, nel midollo spinale, una piccola quantità di anestetico che serve ad addormentare, ecco, diciamo, completamente la zona che si intende operare. Tipicamente penso a un intervento in ortopedia, come poi da quanto ho capito dalla signora, anche se non ho ben capito se era un'anestesia, di quale anestesia stesse parlando la signora, probabilmente di un'anestesia spinale. Quindi un'anestesia in ortopedia tipicamente, o anche nel taglio cesareo. L'epidurale è una tecnica simile, sempre con un ago un pochino più grosso, ma si fa un po' di anestesia locale per sentire meno fastidio, anche questa in genere è una tecnica molto ben tollerata. Si ferma, ecco, tecnicamente ci fermiamo prima di bucare questa membrana, e attraverso quest'ago mettiamo solitamente un piccolo tubicino di plastica, poco più grosso di un capello, dico ai miei pazienti, dove somministriamo dell'anestetico locale, che fa è un effetto, diciamo, tipo analgesico, tipo quello del dentista quando andiamo a fare interventi dal dentista, appunto, che ha un'azione locale particolarmente nel bacino, nelle gambe e nell'addome, nella pancia, ecco, diciamo. Quindi sono due tecniche simili con cui usati con due aghi diversi, e si sta dentro o al di fuori una membrana particolare. Diciamo che le problematiche che mi ha insegnato la signora, ecco, bisognerebbe andare ulteriormente ad approfondire queste problematiche, nel senso che poi, ecco, non ho capito l'esito degli esami neurologici, ma si consiglia magari un'elettromiografia, ci può essere una concomitanza tra quelle che sono l'intervento, o quindi l'intervento chirurgico, penso all'anca, eccetera, e quelle che sono delle situazioni di base. Diciamo che l'epidurale è come negli ultimi anni molto famosa, ecco. Appunto in sala parto, come accennava lei prima, è una tecnica molto sicura che offriamo alle nostre partorienti, appunto per sentire meno dolore durante il travaglio di parto. Dottore, ma i sintomi che ha segnalato la nostra telespettatrice, quindi questo formicolio piuttosto che dei problemi ai reni, mi pare di aver capito, possono essere collegati ad una spinale? Mi viene in mente, mi sembra quella più delicata. Certo. Fatta male, esiste? Allora. Ci può essere questo collegamento? Perché poi, insomma, la signora ci faceva anche un po' l'esempio della presenza degli studenti all'interno, che lei ci ha confermato, no? Devono essere formati. Devono. Però ci può essere una correlazione? Sì. Diciamo che sono eventi veramente molto molto rari, quindi immagino che, voglio dire, a chi capita può capitare, e allora il rischio zero
insomma, non esiste. Quando vedo i miei pazienti in visita anestesiologica ed entrano spaventati, sono contento io, diciamo, quando escono dalla sala, diciamo, dalla visita anestesiologica, e sentono quantomeno rassicurati, perché riescono, diciamo, spero di riuscire a rispondere a tutte le loro domande, a tutte anche le loro ansie, come si diceva prima. Chiaramente però dico sempre: il rischio zero non esiste. Quando si entra in ospedale, o comunque per tutte le procedure che facciamo su un essere vivente, il rischio zero non esiste. Parliamo di sicurezza, ovviamente su una tematica molto molto importante, di livelli di sicurezza. È chiaro che pensare di addormentare un ragazzo giovane che è sportivo, che ha 20 anni, che sta bene e va in ospedale perché ha un'appendicite, ha un rischio di un certo tipo, molto molto basso, mai zero, ma molto molto basso. Addormentare un paziente anziano, quindi o un piccolo paziente, magari un prematuro, pediatrico, addirittura facciamo l'anestesia anche ai pazienti ai neonati prematuri, quindi di pochi centinaia di grammi, insomma, o all'estremo opposto all'ultracentenario, che magari appunto inciampa in casa e cade, si rompe il femore. Chiaramente le due categorie di rischio, perché di questo si parla, sono differenti. Il giovane avrà un rischio minimo, non è zero ma minimo, bassissimo. La persona anziana o con particolari... Che magari prende farmaci, è un po' il tema che dicevamo prima. Certo, ci sono dei farmaci in qualche modo che interagiscono, o comunque l'anestesista deve informare il paziente sulla loro sospensione, oppure molto più spesso sul continuare a prenderli. Tante volte o in sala operatoria, ma anche alla visita stessa, i pazienti ci dicono: stamattina non ho preso i farmaci. Ma insomma, se il medico di famiglia, insomma il medico che ha in cura e ha prescritto quei farmaci al paziente, è bene, lo ha fatto con un determinato motivo, quindi è bene continuare a prenderli. E noi suggeriamo, oppure anche il giorno dell'intervento, non ho preso la terapia. Alcune terapie vanno sospese, allora l'anestesista ha il compito, ha il dovere, insomma, ovviamente, di informare il paziente e dire: sospendi questo tipo di farmaco, questo farmaco, eccetera, ma in realtà la maggior parte dei farmaci si possono assumere anche il giorno stesso dell'intervento. Credo, dottore, che ci sia un'altra telefonata. Pronto? 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 Sì, la sentiamo, buongiorno, è in onda. Salve, buongiorno, mi chiamo Marco. Chiedo scusa, io volevo soltanto ringraziare il dottor Trevisolo e tutta l'equipe, sia medica ma soprattutto infermieristica dell'ospedale di Averso, perché ho avuto a inizio anno un problema con uno zio e sono stati veramente fantastici. Volevo solo ringraziarli perché non avevo avuto modo precedentemente, e quindi niente, volevo solo ringraziarli. Tutto qua. Che bello, grazie per averci chiamato. Succede anche questo. Grazie a voi. Grazie. Diciamo che voi lavorate anche in condizioni, lo si diceva prima, no? Noi abbiamo parlato dell'equipe degli anestesisti, per esempio quando raccontammo la strage dell'autobus di Mestre. Ci sono delle situazioni in cui bisogna prendere delle decisioni molto rapide, in cui bisogna intervenire. Voi entrate in gioco anche quando ci sono operazioni salvavita, dottore, quindi insomma siete anche sottoposti ad uno stress particolare molto forte. Assolutamente sì, diciamo che una delle peculiarità, insomma, del lavoro dell'anestesista è la componente rianimatoria e di intensivista, quindi le urgenze non solo in sala operatoria ma anche al di fuori, al di fuori dell'ospedale, ma anche all'interno dell'ospedale. Diciamo che siamo i medici coinvolti sempre quando c'è un'urgenza grave, quindi in cui c'è un pericolo di vita per il paziente, c'è un'alterazione delle funzioni vitali. L'anestesista è sempre un medico che deve essere, diciamo, ricercato e trovato all'interno dell'ospedale. Quindi tutti gli anestesisti, il medico di guardia di anestesia ha sempre con sé un telefono dove essere sempre prontamente disponibile. Quindi dalla sala parto, che per noi è un ambiente dove appunto lavoriamo molto spesso, in cui vengono prese delle decisioni in maniera veloce, rapidissima e diciamo, insieme ad altri professionisti. Ma a volte è proprio chiesto all'anestesista
in prima persona di prendere una decisione anche a volte molto, molto difficile da prendere e che richiede, diciamo, un brevissimo tempo di latenza, se non zero. Quindi pronto soccorso, tipicamente scegliere di intubare un paziente, fare una procedura veloce, richiede diciamo una forma mentis, un approccio anche molto così, strutturato, di calma e sangue freddo. E poi, come tutti gli esseri umani, come tutti, ovviamente queste cose poi si ripercuotono una volta che è finita l'urgenza. L'urgenza è tipica, si portano anche a casa, esattamente, no? Si possono portare a casa e questo, insomma, ecco, questi sono lati di vita del medico anestesista. Insomma, che è un mestiere tosto, ma allo stesso tempo estremamente affascinante, no? Il fatto di come dire, poter gestire le funzioni vitali di un essere umano, di un corpo. Però prima di rispondere, insomma, sono lieta davvero che ci siano tutte queste telefonate in questa nostra edizione. Pronto? Pronto? Sì, la sentiamo. Volevo fare una domanda. Io devo fare una risonanza magnetica chiusa alla testa col contrasto. Siccome soffro di panico, volevo sapere che anestesia di cui ho bisogno. Certo. Grazie. Sì, come dicevo prima, si possono fare. Diciamo che l'anestesista, come dicevo prima, non è solo professionista da sala operatoria, terapia intensiva, ma anche al di fuori di questi ambienti, anche in radiologia, quindi se c'è bisogno di un supporto dell'anestesiologico per i nostri pazienti in radiologia, andiamo. La domanda, insomma, la questione che ha posto il nostro ascoltatore è assolutamente lecita. L'anestesista, diciamo, anzi, la risonanza magnetica è un esame assolutamente indolore, però può provocare in alcuni pazienti, magari pensiamo ai pazienti claustrofobici, del disagio e anche l'evento che l'esame non possa essere fatto, quindi perché magari comprensibilmente un paziente vive una situazione di ansia che non riesce a controllare. Quindi in determinate situazioni può essere richiesta la presenza dell'anestesista per sedare, ecco, diciamo, il paziente durante l'esame, dipende poi dalla tipologia di esame. Penso, ho capito che il signore parlava di un'risonanza cerebrale, insomma, il paziente viene addormentato. Non necessariamente un'anestesia generale, come siamo nel nostro immaginario intesi appunto a intendere per quindi addormentati, intubati, che non sentiamo assolutamente niente, non necessariamente questo tipo di anestesia, ma una sedazione, quindi con una stessa categoria di farmaci, però a livelli, diciamo, a dosaggi più bassi e, come dicevo prima, sempre regolati sul paziente, insomma, dove il paziente può anche essere, a volte molto spesso vediamo che non è necessario che il paziente dorma, ma anche la sola ansiolisi, cioè con i farmaci a basso dosaggio che servono a togliere l'ansia, il paziente porta a termine l'esame in maniera lineare e in maniera agevole per tutti. Quindi una forma di sedazione, allora, una sedazione. Possiamo dire, insomma, io davvero, sulla base di tutto quello che stiamo raccontando, che è una grande opportunità che viene data, perché aiuta nella gestione di esami strumentali, certo, come salvavita per degli interventi chirurgici, quindi davvero è una delle branche più interessanti della medicina, anche proprio per il mistero che in qualche modo sembra portare con sé. Dice bene, io come dire, se dovessi scegliere continuerei, ho anche altre specializzazioni mediche, ma la mia appunto vocazione, insomma, quella che un po' mi ha affascinato nel mio percorso di studi è stata proprio l'anestesia, quindi il prendersi cura del paziente in una situazione molto difficile e delicata, ecco, diciamo, quella che è particolare appunto nell'urgenza. Io sono nato, diciamo, come professionalmente parlando, come affascinato dall'urgenza, ecco, dal trattamento dell'urgenza. Poi si comprende anche l'affinità con il lavoro in sala operatoria, dove si ha effettivamente l'anestesista
ha in mano, ecco, le funzioni vitali del paziente, insomma, non solo per fargli sentire meno, anzi per non fargli sentire assolutamente dolore, per fargli ricordare il meno possibile l'evento di sala operatoria e per metterlo a suo agio. Tutti noi anestesisti abbiamo studiato su dei libri in cui si definiva l'anestesia possibile solo l'anestesia generale, in cui il paziente doveva essere addormentato, non doveva sentire male, quindi analgesia, non doveva ricordare quello che era successo, quindi l'amnesia e il rilassamento muscolare per permettere ai chirurghi di procedere con l'intervento. Diciamo, si è passati da questa visione, comunque queste basi di anestesia, col tempo a situazioni in cui la cosa più importante è sicuramente l'analgesia, quindi il paziente non deve sentire dolore e a volte anche non deve essere a disagio, deve essere messo a proprio agio. Quindi non necessariamente in sala operatoria il paziente dorme profondamente, ma non deve sentire dolore e deve essere messo a suo agio. È proprio un'evoluzione del concetto di anestesia. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono ancora la signora Paola di prima, non so se non l'ho fatto, non si è sentito, mi interessava molto capire dal dottore se la epidurale e la spinale possono e vanno fatti insieme e se è normale che sia non strutturata la studentessa ad agire direttamente sulla persona. Grazie mille, buongiorno, grazie a lei, grazie a lei. Ecco. Certo, non ho risposto. Era ma perché avevamo altre telefonate in coda, grazie per aver richiamato invece. Allora, parto dalla seconda considerazione, se mi permette, il tema della dottoressa. Allora, come dicevo prima, il medico, l'anestesia può essere somministrata, quindi non la sedazione semplice che viene fatta, non semplice, insomma, adeguata, più che semplice, che viene somministrata dal gastroenterologo, diciamo, è diversa da quella che viene fatta in sala operatoria. In sala operatoria l'anestesia può essere fatta solo dall'anestesista, da uno specialista in anestesia. Chiaramente nel percorso di studi i medici in formazione specialistica, quindi sono medici, quindi laureati in medicina e chirurgia abilitati alla professione di medico. Quindi non è una studentessa quella? Non è una studentessa, okay. Ecco, diciamo, è un medico che poteva fare il medico di famiglia piuttosto che altre, anche senza specializzazione, piuttosto che altre cose, ma è un medico e nel suo percorso formativo è previsto dal Ministero, diciamo, dell'università, che debba fare determinate cose, determinati percorsi. Chiaramente i medici in formazione sono seguiti, quindi non fanno delle procedure esclusivamente da soli, ma ci deve essere un sistema di tutoraggio, insomma, quindi un medico cosiddetto strutturato che affianca l'operato dell'anestesista. Quindi il medico specializzando può fare anestesia spinale? Assolutamente sì. Affiancato però, cioè in quel momento c'era comunque un'altra persona, giusto? Assolutamente sì, magari forse la persona può non averla percepita nella cartella clinica, può essere, ovviamente deve essere segnalato tutto quello che si fa in sala operatoria, però è previsto la somministrazione dell'anestesia da parte di un medico in formazione, quindi il medico specializzando, ma è pur sempre un medico, affiancato da un medico strutturato. Questa era la seconda parte. Poi chiedeva se si possono fare insieme spinale ed epidurale. Esiste anche questa è una domanda molto tecnica, ma c'è una procedura che si chiama spinoperidurale che associa i due tipi di anestesie, quindi con uno stesso ago si fanno fondamentalmente due tipi di iniezione con un'unica puntura, in sedi molto vicine, ma con effetti complementari, quindi che vanno a complementarsi, quindi a dare un'anestesia ancora più efficace e duratura. Quindi sì, e ipotizziamo che forse sia quello che è stato praticato. Somministrato alla signora. Somministrato, ecco, anche perché qui insomma ci sono dei verbi giusti, no, da utilizzare. Concedetemi. Avevamo fatto il passaggio quello legato ai farmaci, poi c'è anche un po' il concetto del digiuno, no? Noi quando dobbiamo fare un'operazione dobbiamo sempre attenerci a determinate indicazioni. Il digiuno è importante perché? Il digiuno è importante perché, diciamo,
soprattutto in ambito di anestesia generale, come si diceva prima, uno degli effetti collaterali dell'anestesia, l'intervento, il fatto che il paziente non è a casa sua, l'ansia, tutta una serie di componenti, non solo mediche ma anche appunto soggettive, può portare a quello che è l'evento sgradevole del vomito. E quindi diciamo che questo evento si verifichi quando il paziente non ha coscienza, quindi quando viene addormentato. Questo è un evento effettivamente molto pericoloso per quando si addormenta un paziente. Quindi diciamo, in letteratura, diciamo che negli anni l'indicazione del digiuno stretto è diventata sempre meno, passate il termine, stringente, cioè mentre una volta non bisognava mangiare dalla sera prima o 24 ore prima, venivano date delle cose, adesso in realtà ci sono delle indicazioni che l'anestesista dà alla visita anestesiologica, quindi la visita anestesiologica serve anche a questo, serve a dare le informazioni al paziente per arrivare in sala operatoria preparato, tra cui anche il digiuno. Tipicamente le 6-8 ore dai cibi solidi, latte compreso, nell'adulto, quindi tipicamente da mezzanotte, e fino a 2 ore prima i liquidi cosiddetti chiari, quindi l'acqua, la camomilla, il tè, questi sono i liquidi chiari. Dopo, diciamo, l'avvicinarsi di quella che è il momento dell'intervento operatorio, quindi dell'anestesia, quindi 2 ore prima non va assunto assolutamente nulla, quindi né acqua né tantomeno chiaramente cibi, quindi le mie indicazioni in genere sono a digiuno da mezzanotte, la sera prima può cenare leggermente, una cena magari leggera, da mezzanotte fino alle 6 di mattina può assumere acqua, dopo le 6 di mattina niente acqua, niente colazione. Senta dottore, noi in questa oretta insieme abbiamo sempre detto ci si addormenta, siamo addormentati, ma stiamo dormendo quando viene fatta l'anestesia o è un mito da sfatare? C'è una componente di ipnosi, dove per ipnosi non si intende il pendolino che è dello psicoterapeuta, insomma, tipicamente di ambito cinematografico, ma è un sonno, con le tecnologie è un sonno molto profondo, o meglio, di cui con la nuova tecnologia appunto riusciamo anche a misurare la profondità del sonno attraverso dei sistemi così molto simili a quello che è l'elettroencefalogramma, che ormai rutinariamente si fa in sala operatoria. Andiamo a monitorare quello che è il livello del sonno e quindi dell'ipnosi del nostro paziente. Quindi una delle componenti dell'anestesia, in questo caso generale, non per tutte le anestesie si dorme, ma nel caso di anestesia generale riusciamo anche a misurare il livello, diciamo, di profondità del sonno, e quindi questa è una tecnologia molto più sicura e che ci, diciamo, serve anche, è utile a dare questa informazione al paziente, che appunto spesso arriva alla visita anestesiologica con la paura tipica è non svegliarsi dall'anestesia o svegliarsi durante l'anestesia. Questo poteva accadere in epoca, diciamo, di mancanza di questo monitoraggio, oppure anche con i farmaci che si usavano, diciamo, qualche decennio fa, insomma. Ma adesso esiste un limite di tempo? Sì. Insomma, sappiamo che ci sono interventi da 7, 8, 9 ore, ma insomma, esiste un limite di tempo entro il quale possiamo restare in questo stato? Diciamo, tutti gli interventi, diciamo, non esiste un limite di tempo, nel senso che è bene che l'intervento si concluda entro un tot di ore. Capiamo chiaramente che un intervento di ernia inguinale non ha la stessa durata di un trapianto di cuore e polmoni, quindi l'anestesia si regola e si somministra anche in base alla durata dell'intervento. Diciamo che non c'è un proprio limite di tempo, ma chiaramente questo va regolato. Base, insomma. certo. In terapia intensiva noi gestiamo pazienti che dormono anche per giorni, perché il cosiddetto, quello che si sente nominare come coma farmacologico, in realtà non è un coma farmacologico, ma è molto più spesso una sedazione, quindi un livello di sonno che somministriamo noi farmacologicamente al paziente anche per giorni, per
adattarlo ai macchinari, per non fargli vivere l'ansia, per togliergli anche ovviamente il dolore, insomma, quindi la sedazione in realtà può durare anche giornate intere. È un mondo anche questo, devo dire. Il tempo a nostra disposizione è terminato, dunque non possiamo più prendere telefonate, però dottore in realtà le domande sarebbero ancora tantissime, le curiosità, no, che ruotano attorno all'anestesia e alla rianimazione. Davvero la ringrazio per la capacità, insomma, di divulgazione anche scientifica di temi di questo tipo, che so essere estremamente complessi. Avevamo con noi il dottor Paride Trevisiol, direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Oderzo. Grazie davvero per essere stato con noi, dottore, buon lavoro, grazie per quello che fate, perché sappiamo che insomma qui lei prima ha parlato di reperibilità, ma non ci sono orari, no, per un mestiere come il vostro. Quindi grazie davvero per quello che fate. È stato un piacere. E grazie a voi telespettatori per averci seguito, per aver partecipato in tanti in questa puntata che in qualche modo magari vi riproporremo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi torna il grande cinema di Antenna 3. Vi proponiamo una pellicola dal titolo Afterwards con il mitico John Malkovich. Non perdetela. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.